Elio Desiderio, collega di Lampedusa, con un lancio di una nuova iniziativa editoriale, Lampedusa in 2 minuti, insieme al collega Toni Colapinto, una iniziativa ovviamente nel settore dei social. Io ho intrapreso questo percorso perché fondamentalmente a Lampedusa c'è bisogno di informazione. Lampedusa è un posto, un luogo dove leggono in pochi e quindi anziché limitarci a fare un tipo di informazione per così dire tradizionale, siamo scesi in campo con le novità dei social e quindi poi avremo anche un sito eccetera, diciamo andremo poi nel tradizionale. La cosa positiva è che stiamo ottenendo dei buoni risultati, nel senso di tantissimi contatti, tantissimi anche qualche critica, però credo che bisogna metterla in conto. Ecco, l'obiettivo di informare sui social è importante per un'isola piccola come Lampedusa, però diciamo è una piccola isola ma di grande importanza, sempre con i fari accesi da tutta l'Italia, da tutta l'Europa, per via ovviamente del fenomeno immigratorio. Proprio stamattina leggo che sono stati arrestati 8 immigrati approdati a Lampedusa. Sì, in effetti è così. Lampedusa, se si fa una ricerca su internet e si va nella sezione notizie, basta fare questa piccola ricerca e ci si rende conto che tutte le notizie che partono da Lampedusa sono riprese dalle maggiori agenzie internazionali e da testate giornalistiche nazionali di primo ordine, quindi parliamo di Mediaset e Rai. E quindi ogni giorno partono da Lampedusa delle notizie importanti. Ma a parte questo, che alla fine per i lampedusani non è molto importante, la cosa che mancava e manca su quest'isola, e quindi per questo siamo scesi in campo noi, manca l'informazione giornaliera. Cosa sta succedendo a Lampedusa? Un bordello? Lui è Dino De Rubeis, ex sindaco di Lampedusa e Linosa. Ormai da qualche settimana, quasi quotidianamente, denuncia mediaticamente sui social l'attuale amministrazione del sindaco Filippo Mannino. Il comune di Lampedusa e Linosa è diventato un manicomio? Nelle sue ultime dirette social invoca l'intervento della magistratura, della Guardia di Finanza e dei Carabinieri per indagare sui presunti affari con tanto di nomi e cognomi che orbitano intorno al comune di Lampedusa e Linosa. Invito la magistratura ad accendere riflettori, ad interessarsi nuovamente del comune di Lampedusa e Linosa. In questo primo appuntamento settimanale di Lampedusa in 2 minuti vi raccontiamo quello che è successo a Lampedusa negli ultimi giorni. Quindi a Lampedusa c'è bisogno di informazione di base, è chiaro. Consideriamo una cosa, che a Lampedusa non arrivano i giornali da oltre 20 anni, saranno circa 15-20 anni che i giornali non arrivano e quindi le persone sono costrette per informarsi ad utilizzare internet, il telefonino, ma oggi tutti hanno un telefonino, fino a qualche anno fa non era così. Di conseguenza io ricordo quando scrivevo essenzialmente per il quotidiano La Sicilia, per poter informare le persone, che facevano? Per informarsi facevano le fotocopie degli articoli che uscivano quando arrivavano i giornali a Lampedusa e poi se li passavano e li distribuivano per le case degli isolani. Ora abbiamo la fortuna di avere i social, abbiamo la fortuna di avere internet e quindi sarà molto più semplice riuscire a fare informazione. Ho visto che è un format nuovo, con un ritmo veloce, un po' sulla falsariga del programma delle Iene. Poi ho visto anche i contenuti in questo numero che tu mi hai mandato e ho visto anche contenuti abbastanza forti, insomma, con delle testimonianze di ex amministratori. Ecco, a Lampedusa attualmente c'è un'inchiesta in corso che vede diversi amministratori, diciamo, coinvolti. Qual è la situazione, ovviamente, nell'ambito delle informazioni che tu puoi dare, attuale a Lampedusa, politicamente parlando e anche giudiziariamente? Diciamo che ci sono cose interessanti sotto l'aspetto giornalistico che stiamo seguendo e sono inchieste di primo ordine. Non dimentichiamo anche il passato, Lampedusa è già stata sotto i riflettori della magistratura. Credo che sia arrivato il momento di fare le cose in maniera chiara, in maniera limpida, in maniera che tutti possiamo capire che non ci sono
di irregolarità in corso. Lampedusa fa parte dell'iniziativa di Agrigento Capitale della Cultura, ovviamente ha dato un input notevole e importante. Lampedusa è fuori discussione il comune che è stato trainante per la nomina, ecco, di Agrigento Capitale della Cultura. Voglio sperare che i rispettivi amministratori riescano anche progettualmente a fare qualcosa di interessante che possa in definitiva aiutare sia la comunità agrigentina che quella di Lampedusa.